Secondo l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre, a fine febbraio 2023 erano 4 le province venete in zona rossa, ovvero con un'incidenza di mortalità più elevata rispetto alla media nazionale. Dopo Rovigo e Padova, al terzo posto Treviso, con 5,3 morti per milione di occupati a fronte della media regionale di 4,2. La Marca si trova ancora al terzo posto anche per quanto riguarda il numero di vittime nel primo biennio dell'anno, con 2 decessi. Per la CGIL, di fronte a questa emergenza, è necessario intervenire su 2 fronti. Ci devono essere le strutture che sono adibite alle verifiche, invece anche qua il governo ci sembra che passi la mano ai consulenti che dovrebbero garantire se il posto di lavoro è regolare, e dall'altra parte bisogna effettivamente che ci sia una presa di coscienza da parte di imprese e di lavoratori che prima di privilegiare il prodotto va privilegiata la sicurezza. Numeri che portano ad intervenire anche i costruttori del Veneto. Con il presidente ANCE Paolo Ghiotti preoccupa il dato relativo all'aumento delle sanzioni, in base al quale emerge che un terzo dei cantieri non è in regola, sottolinea Ghiotti. Ovviamente quando i cantieri non sono a norma è più facile che possano verificarsi infortuni, anche mortali. Proprio per questo, continua, sono indispensabili attenzioni e professionalità che non possono essere lasciate al caso. Continuo a ribadire la necessità di selezionare un pochino le imprese. Non è possibile andare in Camera di Commercio, aprire una partita IVA, prendere a noleggio un camioncino e definirsi imprenditori. Ecco perché abbiamo spinto affinché ci sia una sorta anche di qualificazione delle imprese. E a proposito di vittime sul lavoro, a 2 anni esatti dalla morte di Mattia Battistetti, il 23enne travolto da un carico staccatosi da una gru in un cantiere di Montebelluna, domani alle 17 si terrà una passeggiata in suo ricordo.